L'anguilla è un pesce molto particolare, sappiamo che è una specie catadroma, quindi si riproduce in mare nel Golfo del Messico. Un adulto può produrre da 1 a 5 milioni di uova microscopiche e la larva che nasce, una larva microscopica con una forma molto diversa dall'adulto che noi conosciamo, può impiegare anche 2 a 3 anni per arrivare alla foce dei fiumi o delle lagune mediterranee, quindi attraversare l'Atlantico, entrare in Mediterraneo e arrivare fino alle zone di risalita. All'arrivata a dimensione di cieche, quindi 8 cm, 10 o di anguilline, che qui vengono chiamate ragani, che sono più grandi, circa tra i 10 e i 20 cm, cominciano la risalita delle lagune o delle acque dolci, in cui poi diventano adulti. Qui vediamo disegnate le due specie le due forme di anguilla che veniva commercializzata. L'anguilla gialla cosiddetta, aveva una livrea verde con un colore giallo che è il bisato marini, che è la forma immatura dell'anguilla che rimane nelle lagune e che poi veniva commercializzata attorno ai 7 etti, quando arrivava circa all'età di 6-7 anni. E invece il cosiddetto bisato femenal o l'argentina, che poi è quello che in italiano viene chiamato capitone, che invece è l'adulto arrivato a completamento, quindi a maturazione sessuale, che dall'acqua dolce discende verso il mare per andare di nuovo a compiere questa lunghissima migrazione e tornare a riprodursi nel Mar dei Sargassi, nel Golfo del Messico. Queste migrazioni di salita e di discesa venivano utilizzate dai veneziani per raccogliere questa specie, che era una specie che appunto dava delle abbondanze, come capitava, come abbiamo sentito per altre specie come le seppie, delle abbondanze tali per cui non solo veniva consumata in tutti i modi dai veneziani, ma veniva avviata quella che era una delle poche industrie della trasformazione dell'epoca, quindi la marinatura sotto aceto. C'erano delle fabbriche vere e proprie, delle stazioni di trasformazione, nel veneziano, in particolare a Mira ce n'erano più di una, e arrivavano a lavorare, una sola di queste stazioni del milanese arrivava a lavorare oltre 1000 quintali di anguille in 3 mesi nel momento della fraima, quindi della maggiore abbondanza di questa specie.